Presidente Budai, come Commissione Ambiente, ma soprattutto come Consiglio regionale e dunque di conseguenza anche Giunta regionale, come vi state muovendo? La norma che abbiamo approvato nel luglio dello scorso anno che va a limitare in parte, perché ovviamente su certi argomenti abbiamo le mani legate, ma anche lo stesso governo ha le mani legate e non può andare oltre quello che è stato stabilito dalla Commissione europea o comunque dal Parlamento europeo per la transizione green. È evidente che abbiamo cercato di limitare, cercando di favorire in ogni modo quali che sono le aree vere idonee e dove si possono fare eventualmente queste centrali di energia alternative, e di limitare il più possibile ovviamente l'utilizzo del suolo agricolo vocato. Non è una battaglia facile, non è una battaglia semplice, anche perché recentemente il governo ha dovuto intervenire a modificare, perché il TAR del Lazio aveva bocciato la sua normativa, e quindi è una legislazione che è continuamente in itinere, continuamente va a variare. La speranza è di riuscire a trovare una soluzione fra compensare le produzioni agricole, il territorio, e ovviamente una transizione green che tutti si auspicano, ma che chiaramente porta anche questi svantaggi che vediamo alle nostre spalle. L'intervista completa la potrete seguire nella prossima puntata di Agricultura, il settimanale dedicato all'agricoltura prodotto da Media Nord Est, in onda su questa rete nel weekend.